Bentornati e bentrovati a Storie. Tutto è stato fatto quindi, ci raccontano i filosofi, come qualcosa di eccezionale, come qualcosa di unitario. Tutto quello che vediamo, tutto quello che incontriamo, non sono pezzetti di vita sparsi a caso, ma sono parte di un unico grande disegno. Era questo che sosteneva uno dei più grandi filosofi dell'antichità, Empedocle, che con la sua riflessione sposta il mondo filosofico da una riflessione sulla natura e sull'essere a una riflessione più ampia sul destino, sul perché, sulla struttura, sulla caratteristica delle cose. Ebbene, Empedocle, proprio in questo periodo, proprio nel periodo in cui la sua riflessione giunge alla piena maturità, Empedocle fa un passo in avanti e dice che tutte le forze, tutta la natura, tutta la realtà è attraversata da due grandi energie. E queste grandi energie sono l'amore e l'odio. Tutta la realtà è una, tutta la realtà è unificata, tutta la realtà è connessa, tutta la realtà in qualche modo ha delle radici che si contaminano a vicenda. Aria, acqua, terra e fuoco fanno parte di un unico grande disegno che è lo sfero, questa realtà ultima di cui tutte le cose sono fatte. Ebbene, queste radici cominciano ad aggregarsi e disgregarsi per la presenza nel mondo e nella storia di due grandi energie, l'energia dell'amore e l'energia dell'odio. Empedocle quindi è il filosofo che mette al centro della sua riflessione il fatto che la realtà così com'è subisce un processo e che la realtà così com'è subisce un processo di aggregazione e di disgregazione proprio a causa delle due energie di cui tutti facciamo più esperienza, l'amore e l'odio. L'amore mette insieme, l'odio separa. Questa è la forza di un filosofo vissuto molti secoli prima di Cristo, eppure capace di individuare nell'amore e nell'odio ciò che in qualche modo muove tutta la vita. Quando agisce l'amore, le forze della realtà si riaggregano e producono frutti positivi. Quando agisce l'odio, tutto si disgrega e tutto torna a essere negativo. Empedocle in qualche modo ci dice che la realtà si decide sempre in base a quello che vogliamo amare. Quando noi amiamo, noi possiamo costruire una realtà ancora più interessante e positiva. E quando noi odiamo, tutto, anche le cose più belle, possono finire, possono disgregarsi. È un filosofo, però in realtà ci appare già come un sapiente. Come la sua riflessione vada avanti, lo raccontiamo qui, sempre a Storie.